Vedi che parte qua, parte. È proprio il caso di dire che è partita così la nuova iniziativa per il territorio di Ascotrade. Biciclette elettriche per lo sviluppo del turismo su due ruote con poca fatica grazie alla trazione elettrica. 45 le mountain bike speciali acquistate da Ascotrade che verranno distribuite ad una rete di imprese turistiche del Bellunese oltre che dell'alta marca trevigiana. Presidente, ma cosa c'entra le biciclette con Ascotrade? Beh, Ascotrade c'entra perché noi finanziamo questo progetto, anzi siamo dentro a questo progetto perché ci interessa la mobilità elettrica, è uno dei temi su cui stiamo lavorando, questa è una partnership. Crediamo in questo progetto che è finanziato dalla Comunità Europea attraverso la Regione Veneto, è una sfida imprenditoriale, partiamo con queste 45 biciclette, a fine progetto saranno 150. Stiamo parlando di bike sharing e quindi le piste ciclabili trevigiane uniranno Belluno, Treviso e Venezia anche con le biciclette marcate Ascotrade. Presidente che durante la firma dell'accordo con gli operatori turistici ha risposto così a chi definisce Ascotrade un poltronificio pubblico. Si parla di soldi pubblici, cioè ferma tutto. Sia chiaro che noi ci alziamo alla mattina, andiamo a vendere e se non vendiamo qualcun altro vende per conto nostro, ma noi viviamo esattamente di quello che produciamo, cioè vendita. Quindi ricchezza che deriva dai contratti. Qui non c'è una società che vive con i contributi pubblici. Noi viviamo delle nostre forze, delle nostre idee, da imprenditori azzarderei anche. Questo è il nostro mestiere.